Quella è stata un'età dell'oro per la pittura naif. A quell'epoca abbiamo sfondato in tutto il mondo. Allora nessuno conosceva ancora i nostri calciatori, giocatori di pallamano, nuotatori o pugili, ma tutti conoscevano l'arte naif. Dal 1965 al 1980, l'arte naif di quella che era allora la Jugoslavia ha vissuto il suo periodo di massima popolarità. Ancora oggi la Croazia è, insieme alla Francia, il paese guida nel mondo di questa particolare corrente artistica. Ivan Vecinaj, 86 anni, vive a un passo dal confine ungherese, sulle rive del fiume Drava. Pittore autodidatta, Vecinaj ha cominciato a dipingere negli anni 30. Alcuni suoi quadri sono considerati capolavori assoluti dell'arte sacra. Gli episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono però ambientati nella campagna in cui l'artista vive da sempre. Il rapporto molto stretto con il territorio è una caratteristica fondamentale dell'arte naif croata, che sboccia nel 1930, quando Krsto Hegedushic, ammiratore dei pittori fiamminghi e studente di belle arti a Parigi, torna nel suo villaggio natale, Hlebine. È stato lui a incoraggiarci. Ci ha detto: ragazzi, siete davvero bravi. E a noi è bastato. Il talento c'era e così abbiamo iniziato. Hegedushic, animato da propositi di riscatto sociale sotto l'influsso del primitivismo, vuole promuovere un'arte di origine contadina. Insegna la tecnica di pittura su vetro a due ragazzi, Ivan Generalic e Franjo Mraz, che allora avevano rispettivamente 16 e 12 anni. Sono loro, insieme a Mirko Virius, i protagonisti delle prime esposizioni della cosiddetta scuola di Hlebine. Più tardi Generalic ha iniziato a seguire una propria strada e la sua produzione artistica è andata in direzione contraria agli insegnamenti e ai desideri del maestro Krsto Hegedushic. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Ivan Generalic vira sempre più verso il fantastico e diviene il punto di riferimento per una seconda generazione di artisti, tutti provenienti dalla zona attorno a Hlebine, la Podravina. Ivan Vecinaj, appunto, ma anche Miljo Kovačić, Ivan Lacković e Josip Generalic, il figlio di Ivan. Seppur estranei al circolo della Podravina, anche gli scorci cittadini di Emeric Fejes e i paesaggi di Ivan Rabusin diventano ambasciatori di una nuova sensibilità artistica. Negli anni 70 tutte queste opere fanno più volte il giro del mondo. I critici scoprono finalmente gli eredi del francese Henri Rousseau, storico capostipite della pittura naif. Non c'è più l'isolamento caratteristico di quei tempi andati. Oggi tutto è comunicazione attraverso la televisione e il computer, così non si ritrovano più le condizioni in cui una volta fiorivano i nuovi talenti della pittura naif. Nonostante il progressivo abbandono delle campagne, la tradizione passa di padre in figlio. Nella sola Podravina sono più di 150 i pittori professionisti. Non siamo accademici, bensì autodidatti. Quello che osserviamo in natura, poi lo riproduciamo su vetro. Le atmosfere fiabesche dei quadri naif si ispirano a un microcosmo bucolico in via d'estinzione. Uno spazio reso eterno attraverso il sogno, ma ancora molto reale per chi continua a viverlo e a rappresentarlo a modo suo. Io potrei vivere a Parigi, ma non lo faccio. A me piace più di tutto restare qui. Adoro questa pace e questo silenzio. La natura qui è fantastica.